Alpini 2017, una donata per la quale fervano i preparativi. Che cosa si aspetta da questo sfilamento? È una bella cosa, certo che mi ricordo quando ero piccolo la prima donata che ho visto qua a Treviso, che alla sera c'era un casino di gente. Siamo orgogliosi. Orgogliosi di che cosa? Come di che cosa? Cosa porta la storia degli alpini? Porta una cosa sempre positiva e comune, di sacrificio nei tempi di guerra e di grande dedizione alle cose, diciamo, della comunità. Ci sarà necessario di posti letto? Cioè, sono tanti, non sappiamo dove metterli, però va bene. Non sono alpino, non ho neanche fatto il servizio militare, ma non sono un pacifista, grazie. Ma lei l'aspetta questa donata? No, mi diverte sempre quando vengo, è un po' che li aspettiamo. È stata una festa molto gioiosa, mi ricordo, tanti anni fa, ero più giovane, era anche più bello. È bellissima, io ci metto fuori il cappello e anche la bandiera e vengo anche a vedere, anche l'altra volta. Io sono una triestina, sono una mula. Di che cosa stavate parlando? Degli alpini, se fanno bene o se fanno male, fa bene, porta allegria eccetera, come ha detto la signora, però basta che non ubriaco, che dopo succede quel che succede, i bicchieri a tutte le porte. No. I commercianti li aspettano, gli alpini e i familiari? Sì, e come no. Siamo qua a braccia aperte, insomma, no, a aspettarli. Cambierebbe il suo pompon con una penna nera? Quello sarebbe molto difficile. Chissà se la penna nera cambierebbe con il mio pompon. Cosa dice? No, neanche.